Euroregione.news. Nuovo Despar nel centro di Udine con teca per frollatura carni. Per una serranda che si abbassa, fortunatamente può anche essercene una che si alza ed è un segnale di speranza sulle non poche luci, anche storiche, che si sono spente nel centro della città di Udine, ma è ingeneroso, nonché scorretto, parlare solo di fortuna. Dietro c'è il coraggio di osare, di portare avanti un'idea e un'azione anche se controcorrente rispetto a tempi che continuano ad essere complicati. È stato proprio questo il mantra che ha improntato i discorsi di rito all'inaugurazione del nuovo negozio Despar in via Battisti a Udine, in affiliazione ad Aspiag Service, concessionaria dei marchi Despar, Eurospar, Interspar per il Triveneto, Emilia-Romagna e Lombardia. Negozio aperto nel suggestivo cuore storico del capoluogo friulano, intraprendenza e rispetto per il territorio nel modello emporiale scelto per il quarto punto vendita Despar del Gallo dei due giovani imprenditori Cristian Lorenzutti e Ivan Demma, dopo quelli aperti a Corno di Rosazzo, a Trieste e a Gorizia. Un taglio del nastro omaggiato da diverse autorità istituzionali, preceduto dalla benedizione di Don Nobile, arciprete della cattedrale di Udine. Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E tanti auguri a tutti. E a fare gli onori di casa Tiziana Pituelli, responsabile dell'ufficio stampa e marketing regionale del gruppo Despar. Siamo particolarmente lieti di avervi qui con noi. Di valenza sociale, oltre che economica, dell'iniziativa ha parlato l'assessore ai grandi eventi del comune di Udine, portando i saluti del sindaco. E viva l'imprenditoria, ha detto l'assessore alle attività produttive e turismo del Friuli Venezia Giulia, che ha parlato di legame molto forte tra regione e gruppo Despar per aver osato in tempi difficili aprire punti vendita, assumere persone e rendere servizi al territorio. Anche il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha parlato di coraggio imprenditoriale nel ripensare il punto vendita come luogo di comunità, opposto alla globalizzazione dei grandi centri commerciali senza anima, dove a prevalere è il consumatore piuttosto che il cittadino. Abbiamo immaginato un negozio accogliente con elementi di originalità, ha detto Cristian Lorenzutti, socio con Ivan Demma anche di questa nuova avventura imprenditoriale, come la cucina a vista per preparazioni espresse, la macelleria con teca per la frollatura della carne, locale e non, anch'essa a vista, in grado di stagionare la carne a 30, 40 e 60 giorni. Provenendo noi dal Collio, ha aggiunto Cristian, non poteva mancare la cantina con ben 80 etichette locali da abbinare a prodotti alimentari di eccellenza altrettanto locali. Del nuovo negozio trovano anche posto la panetteria e pasticceria con pane fresco e prodotti dolciari preparati da un fornitore locale. Un'ampia zona con i banchi self-service e per i prodotti take away un servizio di spesa online. È stata un po' la scelta di venire a Udine, a parte l'amore per la città, perché il mio socio vive qui, io ho passato gli anni più belli della mia vita qui a Udine perché ho fatto le scuole qua. Era all'inizio, quando abbiamo iniziato nel 2018 a Corno di Rosazzo, il pensiero era di poter trovare qualcosa a Udine. Abbiamo avuto questa occasione, ci rendiamo conto che è un momento abbastanza difficile in cui delle serrande purtroppo chiudono, ma noi siamo abituati ad andare contro tendenza, quindi ci proviamo, ci mettiamo tutto l'amore che necessita questo tipo di lavoro e proviamo a fare anche noi, a dare qualcosa a Udine, perché secondo me c'è la possibilità di poter avere un punto vendita così, con questi servizi all'interno di Udine. L'affiliazione con Aspiag del nuovo negozio Despar a Udine non ha posto limiti alle scelte dei due imprenditori, in quanto compatibili queste scelte e supportate dalle strategie di gruppo che, pur multinazionali, sono orientate a smarcarsi dagli stereotipi negativi che la GDO, la grande distribuzione, si porta sulle spalle, guardando ai territori e dando fiducia agli imprenditori e creando lavoro. Sono 12 i nuovi assunti che accoglieranno la clientela, ha commentato il direttore regionale Despar, nonché direttore vendite aree affiliati per il Triveneto, Emilia-Romagna e Lombardia, Fabrizio Cicero, nel ringraziare aziende, maestranze e istituzioni che hanno permesso questo nuovo taglio del nastro. La GDO è cambiata, no? La GDO grande, brutta e cattiva non c'è, non esiste, non è mai esistita. Oggi si torna nei centri storici, oggi le grandi superfici ci sono ancora, però la voglia di Despar è quella di tornare nel cuore del territorio, di tornare a parlare con le persone, di tornare
tornare a dare l'opportunità di fare la spesa come si faceva una volta, e quindi di entrare, di conoscere le persone che ci lavorano, di chiacchierare anche con le persone che ci lavorano, perché il rapporto deve essere poi un rapporto di amicizia quasi, no? Tra clienti e noi, e questo è il risultato. Questo punto vendita è un punto vendita che darà questo servizio, che darà un'esperienza, perché per me questa sarà un'esperienza per fare la spesa. Qui dentro c'è un assortimento importantissimo, oltre 5.000 referenze, e di queste molte sono referenze del nostro territorio, quindi prodotti e produttori del territorio.